Anche in Sicilia ci sono molti casi di punte di eccellenza nella sanità, una di queste è sicuramente il reparto di neonatologia dell'ospedale Cervello di Palermo, diretto dal dottor Fabio Giardina. La storia di Bianca, nata da appena 27 settimane di gestazione grazie a un'equipe esperiente e competente, ne è una testimonianza. Ai medici vanno le mie congratulazioni e il mio ringraziamento, insieme a quelli di Vanessa e Gianfranco, i genitori della piccola Bianca Maria che appena nata manda un messaggio di speranza. Questa è la nota della deputata regionale di Forza Italia e sindaco di Montevago, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che condivide la storia della piccola Bianca e un messaggio di ringraziamento ai medici da parte dei genitori. La storia di Vanessa e Gianfranco racchiude in qualche maniera e vuole essere come dire, una speranza per dire che ci possono essere casi di mala sanità, a volte li viviamo o li subiamo, ma ci sono anche punte di eccellenza. Sicuramente la neonatologia dell'ospedale Cervello con l'equipe del dottore Giardina è una di queste eccellenze. Bianca è potuta venire alla luce grazie alla competenza, all'esperienza, alla professionalità di una equipe che lavora all'interno dell'ospedale Cervello di Palermo. È nata alla 27ª settimana, pesava 500 grammi. È stata 5 mesi in incubatrice e ovviamente con grande apprensione per i genitori, per la mamma Vanessa, però dopo questo lunghissimo periodo dove loro hanno potuto riscontrare, i genitori hanno toccato con mano la professionalità associata all'umanità di questi medici, oggi noi siamo qui a vedere Bianca Maria, una bimba che potrà godere della vita, delle belle cose e soprattutto dare tanta gioia ai genitori che dopo quasi 10 anni di matrimonio hanno avuto questa bellissima gioia e grande sorpresa. Un augurio a tutte le mamme e una speranza a tutte le mamme, sapendo che anche in Sicilia ci sono punte di eccellenza, anche in Sicilia ci sono luoghi di cura, salute, prevenzione a cui potersi rivolgere. Io credo che questo sia l'appello di oggi.